Benvenuti amici scacchisti in questo nuovo video di mattoscacco.com e andremo a vedere una partita, la commenteremo insieme, ma non voglio che questa sia la solita partita commentata dove tu guardi il video passivamente, ma come sempre ti chiederò in alcuni punti di cercare la mossa migliore, cercheremo sempre di immergerci perché finché tu guardi una partita vedi anche mosse sorprendenti, pensi di aver imparato ma non hai imparato. Quando invece provi a cercare la soluzione, anche se poi è sbagliata, è lì che impari qualcosa. Quindi a noi interessa imparare. Questa partita giocata nel 1987 fra il bianco e il grande Artur Yusupov, 2635 punti elo, e Djubojevic, 2625. Non sono magari i super grandi maestri più famosi del mondo, anzi hanno solo, tra virgolette, 2600 punti, sono in realtà dei mostri infiniti in grado di battere ognuno di noi ad occhi chiusi e con un braccio in meno e con due torri in meno. E andiamo a vedere questa partita. Allora, D4, cavallo F6, C4, E6, cavallo F3, D5, tutto nella norma, cavallo C3, alfiere 7. Adesso cosa giocheresti? Dimmi un po', quali sono le mosse che ti piace giocare adesso col bianco? Pensaci un po'. Giocheresti G3 per mettere l'alfiere in fianchetto? Perché no? Giocheresti E3 per sviluppare l'alfiere in questo modo? L'unico problema di questa mossa è che poi l'alfiere scuro non sa più dove andare. Cattureresti il pedone allentando la tensione al centro? Potrebbe anche essere. Qui Yusupov gioca alfiere F4 per il semplice fatto che non vuole in nessun modo che a seguito di una possibilissima E3 che questo alfiere sia un alfiere cieco, cioè un alfiere che non sa dove andare. Arrocco E3, ed eccoci in questa tipica struttura. Adesso il problema del nero qui è lo sviluppo di questo alfiere, poiché difficilmente, molto difficilmente il nero riuscirà a fare la spinta liberatoria 6 e 5, è molto più semplice che il nero a seguito di B6 riesca a fare invece la spinta C5. Questa è molto più probabile come spinta liberatoria, quindi probabilmente questo alfiere si svilupperà in B7. Tieni un po' a mente queste considerazioni che sto facendo e prendile molto con le pinze, bisogna sempre vedere, ma normalmente quando un alfiere lo si sviluppa normalmente, l'altro va in fianchetto, in modo tale che i due alfieri possano avere entrambe le diagonali libere per agire. Infatti il nero gioca B6. L'altra alternativa è giocare subito C5, molto aggressiva. Si gioca, spesso poi ci si ritrova a giocare o con dei pedoni sospesi o con un pedone isolato, bisogna avere molto fegato. Comunque la mossa è, abbiamo detto, B6. B6 chiaramente prevede lo sviluppo di questo alfiere in fianchetto e come dicevamo prima o poi la spinta liberatoria C7, C5. Qui classica è torre C1 proprio perché il bianco prevede questa spinta e decide di fare pressione su questo futuro pedone C5 che probabilmente sarà poi un pedone debole, poiché immaginati assieme a me il nero spinge, cambio, c'è questo pedone che sarà isolato, cambio, il nero si ritroverà a giocare con due pedoni sospesi molto 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 probabilmente. E infatti è il turno del nero che adesso gioca C5, guarda un po' cosa succede, D per C5, qui solitamente si tende a catturare così, in questo modo, ma penso che anzi se l'ha giocata assolutamente va bene. B per C5. Ora, prima di cambiare anche questi pedoni centrali, viene giocato alfiere 2, semplicemente per lasciare libero lo spazio al bianco dell'arrocco, e adesso alfiere B7. Arrocco corto, cavallo B di 7. Oh, adesso che abbiamo roccato, abbiamo fuori i nostri pezzi, anche il nero si sta sviluppando mica male. Qui la situazione per quanto riguarda il motore scacchistico è di assoluta parità. E cosa fare adesso? Beh, cambiamo un pochettino e dopo il cambio
finalmente arriviamo nella posizione in cui il nero gioca con i due pedoni sospesi. Questi pedoni possono essere molto forti, possono essere anche deboli, possono essere sicuramente delle facili prede per il bianco, ma possono essere anche molto forti perché sono dinamici. Lo scopo qui per annientare i pedoni sospesi è quello di cercare di farli avanzare. I pedoni sospesi sono forti finché rimangono uniti. Nel momento in cui i pedoni avanzano, si creano delle debolezze, ma soprattutto dei punti forti. Per esempio, immaginati appunto l'avanzata di questo pedone, si crea un buco bellissimo per il cavallo, il che rende più debole e attaccabile questo pedone. Insomma, è veramente difficile. Poi un semplice B3 distrugge tutta la struttura pedonale, tutti questi pedoni. Quindi eh, lo scopo del bianco è quello di cercare di fare avanzare questi pedoni. Cavallo E5, mossa tipica, molto forte. Il nero si rifiuta il cambio, cavallo B6. E adesso che cosa giochi? Perché il problema in queste posizioni molto incasinate è, ma adesso cosa cavolo gioco? Pensaci un pochettino, guarda un po' la situazione. C'è questo cavallo qui che è ben posizionato, che è sorretto dall'alfiere. Questo alfiere campochiaro tiene un po' di diagonali, la torre è messa bene. Che cosa giocheresti? A questo punto qui il bianco gioca A4. L'idea di A4 chiaramente è quella di spingere ulteriormente A5, dopodiché il cavallo sarà costretto alla ritirata e il bianco riuscirà a prendere sempre più spazio sull'ala di donna, addirittura in futuro si potrà spingere anche fino a 6. Per questa ragione il nero risponde con A5 per evitare queste spinte, però guarda cosa si è creato, un bellissimo buco per il cavallo e presto lo andremo a prendere. Ti faccio vedere un'altra possibilità, oltre a giocare a 5, qui il nero poteva rispondere con D4, però a seguito di questa risposta, guarda cosa succedeva. Cambio del pedone, cavallo B5, tra l'altro facendo pressione doppiamente su questo pedone perché c'è cavallo e donna e qui c'è solo donna che difende. Cavallo in F va in D5 minacciando il nostro alfiere, alfiere G3 e qui sicuramente la posizione è molto buona per il bianco anche perché questo pedone è ancora sotto tiro e sarà probabilmente per tanto tempo sotto tiro da parte del bianco. Quindi A5 probabilmente è la risposta migliore che abbiamo detto però che crea un buco che è il buco in B5. Alfiere F3. Alfiere F3, questo alfiere si mette su una diagonale assolutamente migliore, non solo, fa pressione su questo pedone. Quindi cercare di posizionare i propri pezzi nel modo tale in cui loro hanno maggiore gittata, occupano un maggior numero di case, ma soprattutto fanno pressione sui pezzi avversari, in questo caso sui pedoni centrali. Torre in E8 viene giocata. L'altra possibilità, torre C8, dava la possibilità di giocare torre C2 con l'idea di portare la torre in D2 e aumentare ancora una volta la pressione su questo pedone centrale. Comunque, torre 8 viene giocata, cavallo B5 viene presa questa casa e adesso torre in A6. Se invece torre C8 c'era cavallo in A7, il cavallo tra l'altro adesso sta puntando su questa torre in C8, la torre si sarebbe dovuta spostare per esempio in C7, però bisogna fare molta attenzione perché questo dà la possibilità anche di giocare attacchi di scoperta, non solo, cavallo D3, la torre è sotto attacco, questo cavallo aumenta la pressione su questo punto, quindi guarda quante possibilità ha il bianco e quanto il nero deve stare attento a giocare. È complicata la posizione. Quindi il nero gioca torre in A6 e a questo punto il bianco va di cavallo in D3. Un'altra possibilità interessante era quella di giocare B3. B3 impediva ad ogni modo la possibilità di entrare qui col cavallo
ed era comunque una mossa buona, molto buona. Impediva anche spinte di questo tipo. Cavallo di 3 comunque è stata giocata. C4, tuttavia che cosa abbiamo detto noi? Che le spinte non ci preoccupano, anzi ci favoriscono. Noi vogliamo che i pedoni dell'avversario vengano verso di noi, perché più vengono spinti, più si creano debolezze. L'altra possibilità qui, dato che c'è un doppio attacco, l'altra possibilità era quella di giocare cavallo in F va in D7 per proteggere questo pedone, poiché adesso abbiamo cavallo e alfiere che proteggono e due attaccanti, due difensori, sappiamo che non succede nulla di buono. Torniamo indietro, è stata giocata invece, scusami, C4, è stata la mossa che è stata giocata, adesso colpo di scena, cioè una bellissima mossa da parte del bianco che è alfiere C7. Queste vengono chiamate mosse intermedie, no? Cioè il tuo scopo è quello di catturarmi il cavallo, io però ora ti voglio catturare la donna, quindi ho diciamo la precedenza poiché sto per andarti a catturare un pezzo più importante, quindi devi fare molta attenzione. Adesso la donna si deve spostare, dove la mettiamo? Donna D7 e la mossa. Una mossa di questo tipo, come per esempio cavallo C7, che sembra anche buona, in realtà alla lunga vediamo che non favorisce il bianco, per esempio. Cavallo per D3, cavallo per torre, alfiere per cavallo, alfiere C7, attacco doppio su donna e cavallo, donna D7, alfiere per B6 e adesso c'è alfiere B4. È vero che ora il bianco ha una torre in cambio di un pezzo leggero, ma in queste situazioni la torre presto verrà ridata, anche perché questi alfieri controllano interamente queste diagonali, quindi basterà una semplice spinta di pedone e questa torre sarà persa. Quindi quando le torri hanno poco spazio e sono sotto attacco degli alfieri, difficilmente riescono ad avere il sopravvento. Comunque, la mossa giocata invece è alfiere C7, che è molto buona, abbiamo detto donna D7, con l'idea anche di andare a catturare su A4 e far cadere così il supporto del cavallo. Supponiamo adesso, non so, una mossa inutile da parte del bianco, ora c'è cavallo per A4, donna per A4 e adesso con alfiere C6 non c'è nessun modo per difendere ulteriormente questo cavallo. Ok, su appunto, aspetta, torniamo indietro, ok, è stata giocata appunto donna di 7, cavallo in E5, si minaccia ancora questa donna che sta ballando, questa donna è sempre in giro e adesso è costretta ad andare in C8, ci sono molte ma molte case minate, qui il bianco deve fare molta attenzione perché ha un alfiere, è vero che è molto minaccioso questo alfiere, ma è anche molto all'interno dello schieramento avversario, quindi anche qui è facilmente attaccabile. B3 viene giocata mossa tranquilla, esaminiamo le alternative, c'era semplicemente quella di cambiare seguita da cavallo G4 con posizione pari, oppure alfiere D6 con l'idea che se mi cambi io ti vado a fare questa mossa, però insomma il nero non è stupido. Se non cambi, per esempio, scusami, se non cambi mi fai questa mossa qui, è comunque una situazione interessante. Adesso sono costretto a cambiare gli alfieri e la posizione comunque è buona per il nero, molto complicata ma buona per il nero. Quindi torniamo a noi, il bianco gioca B3. Adesso è il turno del nero che si è stufato di questo alfiere, quindi gioca cavallo in A8 con l'idea di scacciarlo. Adesso cosa giocheresti? Perché qui e qui ti voglio. Questo alfiere è minacciato due volte, una e due, ma non si sa bene dove andare. Qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare poiché c'è sia l'alfiere e la torre, qui non può andare. In che modo il bianco riesce a cavarsela in questa posizione? Vediamo se riesce a trovare la soluzione, ti lascio qualche secondino per pensarci.
Chiaramente non c'è possibilità per l'alfiere di andare via da lì, bisogna per forza andare a catturare pian pianino questi pedoni centrali. Quindi B per C4, sacrificio di alfiere, C per D5, alfiere D6, cavallo C4 con attacco sia su alfiere ma anche su questo pedone, vedremo che presto sarà importante, alfiere C5 e adesso cavallo per A5, torre per A5, torre per A5. Quindi l'idea della cattura di questo cavallo su questo pedone sta proprio nell'attacco di scoperta su questo alfiere. Quindi torniamo indietro giusto per capire bene la sequenza. Su cavallo 8 il bianco prende un pedone dell'avversario, perde l'alfiere, prende un altro pedone, quindi per ora siamo a 2 pedoni per un alfiere. Qui viene giocato alfiere di 6, cavallo C4 e ora dopo questa mossa prende il terzo pedone e adesso siamo con 3 pedoni di vantaggio per un alfiere, assolutamente un cambio buono, la posizione comunque è ancora pari, però il nero deve fare molta attenzione. Donna di 8, ora guarda qui che mossa spettacolare trova il bianco, cavallo in D6. Riesci a vedere la forza di questa mossa? Cavallo di 6. Allora, qui intanto c'è un attacco doppio su questo cavallo. Se il bianco andava a catturare questo cavallo, perdeva la torre, il cavallo poi attaccava l'altra torre e si perdeva il cavallo. E ci ritrovavamo in questa posizione dove qui il bianco ha un pezzo in meno, ha sicuramente 3 pedoni in più, ma questi 2 pedoni sono abbastanza scollegati fra di loro, quindi non credo che avrebbe avuto un giusto compenso. Viene giocata a cavallo di 6 che è più forte, perché? Poiché a seguito per esempio di torre per torre, qui il cavallo si pappa un alfiere, minaccia allo stesso tempo donna e torre, la donna si deve togliere, ma togliendosi non ha modo di creare qualcosa di interessante, per esempio donna in E7, D6 in modo tale da togliere il collegamento fra la donna e la donna si deve spostare ulteriormente, che ne so, va in E5, ora cattura sulla torre, donna per C5 e ora ci pappiamo anche questo. Quindi è interessante. Se invece la donna qui, anziché andare in E7, andava in qualsiasi altra posizione, come non so, sparo una donna C8, semplicemente si guadagnava il pezzo e qui il bianco stava molto bene. Motivo per cui su cavallo D6 la mossa corretta e quella che gioca proprio il nero in partita è dare la qualità, cioè si prende il cavallo, noi ci pappiamo la torre. Adesso però il nero ha a disposizione alfiere per D5, quindi si è ripreso un pedone, donna D4 finalmente per liberare un po' questa torre che può posizionarsi sulla colonna adatta al momento giusto, al posto giusto, donna in E6, cambio, cambio, torre D1, torre C8, torre C5, qui il bianco sta proponendo un po' di cambi, il nero assolutamente li accetta e adesso siamo arrivati alla resa dei conti. Siamo arrivati con questi 2 cavalli che, attenzione, possono essere molto minacciosi, però prima di questo c'è da fare una considerazione. Entrambi i re hanno ancora i 3 pedoni davanti il proprio arrocco, che all'interno del mediogioco è sicuramente una cosa buona, poiché non ci sono debolezze, in un finale può essere un errore grave, poiché basta una semplice torre in ottava traversa o in prima traversa dell'avversario, in questo caso il nero non ha la torre ma la donna, per creare scacco matto. Quindi entrambi i giocatori ora cercheranno di crearsi una via di fuga per i re. Il nero gioca H5 e ora il bianco? Cosa faresti se fossi il bianco? Io per tanto tempo non ho mai dato tanta importanza ai pedoni, ma in questo caso, nel momento in cui hai un pedone passato, l'unica cosa che devi fare è spingere questo pedone. Chiaramente assicurarti che
spingendolo non venga mangiato, che tu lo possa supportare bene con i tuoi pezzi, ma devi spingerlo, perché più lo porti vicino all'ottava traversa, più la minaccia è reale e più il tuo avversario sarà rilegato alla difesa di questo pedone e tu potrai anche andare ad attaccare su altri settori della scacchiera. A5, donna in E4, H3 creandosi una via di fuga per il futuro, G6, donna C6. Questa mossa è sottile ma molto carina. Guarda, minaccia allo stesso tempo 1, 2, sostiene l'avanzata del pedone e diciamo che se ora il nero toglie questo cavallo, lo mette a qualsiasi parte, si può proporre lo scambio di donne. Quindi queste sono quelle mosse molto raffinate. È il turno del nero che gioca a donna B4 cercando di avvicinarsi al pedone, ma qui semplicemente spinta in A6. Donna in A5, donna B7 supportando questa spinta, donna in A4 minacciando la torre si sposta, si connette con la donna e niente, qui il nero abbandonò. Perché? Perché semplicemente non c'è modo per fermare l'avanzata di questo pedone. Come fai a fermarlo? I cavalli qui non possono andare, qui non possono andare. Dovresti fare... Che manovre dovresti fare? Dovresti fare cavallo qua. Io spingo e cavallo qua. Però c'è il sacrificio. E niente, semplicemente non riesce a fermare la spinta di questo pedone. Io lo supporterò piazzando la donna in B8, scacco e la prossima promuovo. Ok, questa è stata una bella partita. Ci sono stati colpi tattici interessanti, è stata una partita complicata, chiaramente l'abbiamo vista in modo diciamo abbastanza superficiale, poiché partite di questo tipo potresti starci dietro tranquillamente una giornata per vederle, però mi interessava vedere insieme a te quali erano i punti principali, quali erano le varianti principali, ma soprattutto farti riflettere su alcune posizioni e provare a pensare. In questi casi io ti consiglio veramente in molti casi, in molti momenti della partita di stoppare il video in modo tale da cercare di capire che mossa tu avresti fatto, solo così che il tuo cervello ragiona e tutte queste cose vengono assimilate a poco. Bene, adesso io la smetto di parlare anche perché mi si è seccata la gola. Ti auguro una buona giornata e come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!